Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Padova-Ascoli per l'ultimo atto della Serie B-Win. I veneti hanno perso l'obiettivo stagionale dei playoff, mentre l'Ascoli deve evitare i playout per la miracolosa salvezza nonostante i 7 punti di penalizzazione. Dal canto mette in campo il 4-3-1-2 con Andramea alle spalle del duo Cacia-Succi. Allenatore ospite Massimo Silva con il consueto 3-5-2, attacco affidato a Papavaigo e Soncin. Il giovanissimo sbaffo ha il compito di offendere, arbitra il signor Renzo Candussio ed è prima il Padova a tirare in porta con Renzetti dalla lunga distanza, para senza problemi Guarna, ma gli uomini di Dal Canto hanno comunque difficoltà nell'andare al tiro e infatti ci prova Marcolini dalla lunga distanza, difficilmente entrano in area di rigore gli uomini di Dal Canto. Infatti anche Bovo ci prova con il destro, ma ancora Guarna a bloccare con semplicità. Poi rivediamo il tiro di Guarna, poi la punizione di Pederzoli per l'Ascoli dalla lunga distanza, il destro leggermente fuori per il centrocampista di Massimo Silva che vediamo inquadrato, poi sbaffo, spizzata di Papavaigo, il sinistro di Pasqualini per il vantaggio dell'Ascoli, sinistro imparabile per Cano, il classe 89 nato proprio ad Ascoli, porta in vantaggio la squadra ospite con un bellissimo sinistro al volo sulla spizzata di Papavaigo in piena area di rigore. Poi la risposta del Padova con Bovo per Succi, il tiro al volo, la parata di Guarna che si rifugia in calcio d'angolo. Rivediamo la conclusione di Succi deviata da Guarna in angolo, poi una bella azione dell'Ascoli con Pederzoli in area per Soncini, il sinistro che beffa Cano per il 2-0 dell'Ascoli, esplode Leoganio, ma sono i tifosi dell'Ascoli ad esultare con Soncin che mette a sicuro il risultato. Rivediamo l'azione con Pederzoli che si infila in area di rigore, il sinistro di Soncin dopo il controllo di destro e il gol del 2-0 nella ripresa. E comunque l'Ascoli a tenere in mano il pallino del gioco con un lancio di sbaffo per Papavaigo che salta anche Cano, ma tutto solo, spreca incredibilmente l'occasione del 3-0. Si dispera anche Silva che poteva mettere la partita in ghiaccio. Rivediamo Papavaigo, salta anche l'estremo difensore del Padova e calcia fuori, esce Dramé per Lazarevic. Dal canto prova a rianimare la squadra, ma è ancora Papavaigo a cercare il 3-0 con questo violento destro che si spegne poi sui guantoni di Cano che dice no e devia la palla. Esce poi dal campo l'autore del 2-0 Soncin per ancora contropiede di Papavaigo, inserimento di Gerardi, il controllo, il destro parato da Cano. È festa grande a Leoganio, ma ad esultare sono i circa 400 tifosi dell'Ascoli che chiudono la stagione in modo fantastico, evitando anche i playout nonostante i 7 punti di penalizzazione.